Paura nel pomeriggio di ieri in una palazzina di Via Veneto a Schio che è stata invasa dal fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un quadro elettrico che, secondo le ricostruzioni fornite, sarebbe divampato al secondo piano interrato di una palazzina uffici con all'interno anche un poliambulatorio medico. 2 persone sono state evacuate con l'autoscala e un'altra con un respiratore ad aria. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento e da Vicenza con l'autoscala hanno spento le fiamme del quadro elettrico, mentre il fumo ha invaso le trombe delle scale e i corridoi comuni della palazzina. Una quindicina di persone sono riuscite subito a guadagnare l'uscita e mettersi in salvo. Altre persone sono rimaste bloccate in sicurezza negli uffici. 2 persone sono state raggiunte dall'autoscala al secondo piano e portate a terra, mentre una terza è stata evacuata con la maschera a sovrappressione collegata all'autorespiratore ad aria di un vigile del fuoco.